vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Buonasera amici di Fanner, questa è la Lega Calcio a 5, sesta giornata. Alla Stella Azzurra i Crazies, quarti in classifica, 9 punti. Tentano l'aggancio ai Rumilton, capolista, lontani soltanto 3 punti. Marino, largo per Vittadello. Sguardo in avanti, Vittadello trova Malarbi, è solo davanti al portiere, può concludere e segna l'1-0 per i Crazies. Imparato non chiude, Crazies in avanti. Vittadello trova Costa, buono lo scambio, c'è l'occasione adesso. Imparato para. Nono minuto, ci prova il Rumilton, palla a Langiano, Dionisi, Langiano, conclusione improvvisa e c'è l'1-1 del Rumilton. Buona qui l'azione, rimessa laterale, battuta corta, la Dionisi, c'è l'assist al centro dell'area per Langiano, palo incredibile di tacco. Occasione per Malarbi, chiuso bene, rimessa laterale, battuta in fretta per Marino che conclude, illusione del gol. Marino, Loreti si smarca bene, l'assist è ottimo, il portiere fa un miracolo. Non si intendono quelli del Rumilton, adesso Corsi può concludere, c'è il palo, Marino sulla ribattuta, segna il 2-1, bellissima la rete, la girata dell'attaccante dei Crazies. Perde palla qui il Rumilton, può approfittare Costa che vede con la coda dell'occhio la corrente Loreti, c'è l'occasione, Imparato. Langiano, siamo sulla tre quarti, vede Pontani che scambia di prima con lui, adesso può concludere, l'azione è bellissima, poteva essere il pareggio. Pontani, Langiano, Pontani, ancora l'azione di prima bellissima del Rumilton, arriva la puntata di Langiano che porta sul 2-2 il Rumilton, arriva il pareggio a fine primo tempo. Pennacchiotti, rimessa laterale in fase d'attacco, palla all'indietro per Langiano che prova la conclusione dalla distanza e trova il 3-2, primo vantaggio Rumilton con Langiano che sta facendo la differenza questa sera. Vittadello, Marino, Costa, diagonale per Vittadello che devia davanti al portiere, Imparato ingannato, c'è il 3-3. Scoperto il Crazies, adesso prova a rientrare, fa tutto da solo il numero 10, scava il pallone, bellissimo il gol di Dionisi, fa tutto da solo e sigla il 4-3. Bellissima veramente la partita questa sera, Marino non riesce a superare il portiere, allora palla buona per Malarbi, ancora Imparato e sulla respinta Marino porta sul 4-4 i Crazies. Non c'è un attimo di respiro questa sera, bellissima la partita tra i Crazies e il Rumilton, adesso recupera la palla Corsi, serve Marino che è da solo davanti a Imparato che chiude lo specchio. Adesso ha sbilanciato il Crazies, c'è l'occasione per il Rumilton con Dionisi che da solo davanti al portiere non sbaglia e porta sul 5-4 il Rumilton. Crazies in contropiede con Corsi, serve bene Marino, ancora per Corsi e c'è il 5-5, incredibile la partita questa sera alla Stella Azzurra. Loreti, lungo rilancio di Pacifici che trova Marino al centro dell'area che di testa porta in vantaggio su 6-5, ma il direttore di gara dice che c'è fallo su Imparato e quindi annullato il gol. Sembra avere più benzina adesso il Crazies. Marino si gira bene in mezzo a due avversari, sta da solo davanti al portiere, riesce a servire Corso, Imparato ci mette la mano. Vittadello, Marino, Loreti avanza, adesso difende male il Rumilton, c'è il passaggio in mezzo di Corso e Vittadello non arriva. Triplice fischio dell'arbitro, finisce 5-5 tra Crazies e Rumilton, bellissima la partita, i Crazies ce l'hanno messa tutta ma non arriva l'aggancio alla capolista Rumilton.